Benvenuti, oggi è giovedì 9 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:58. La luna si leva alle 12:46 e cala alle 2:40. Oggi si celebra la beata Alix Leclerc, chiamata anche Alessia. Il nome Alessia deriva dal greco antico e significa colei che protegge. Oggi 9 gennaio si celebra un'importante ricorrenza per la storia del Brasile, nota sotto il nome di Dia do Fico. Si tratta di un evento che segnò un passo cruciale nell'indipendenza del Brasile dal Portogallo, quando nel 1822 il principe reggente Dom Pedro dichiarò: «Se è per il bene di tutti e per la felicità generale della nazione, ditemi di restare», in risposta alle pressioni del governo portoghese. Ogni anno in questo giorno vengono svolti eventi commemorativi nelle scuole, esposizioni, conferenze e tributi simbolici organizzati da istituzioni culturali, musei e università per evidenziare l'importanza di questo episodio nella costruzione della nazione brasiliana. Buon compleanno alla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che oggi compie 43 anni. Ha conosciuto il principe William nel 2001, quando entrambi frequentavano l'Università di St. Andrews in Scozia. Dopo una lunga relazione e interrotta da una breve rottura nel 2007, si sono sposati nel 2011 in una cerimonia seguita da milioni di persone in tutto il mondo. Nel 2012 la rivista Time l'ha inserita tra le 100 persone più influenti del mondo. Festeggia 36 anni l'attrice e modella Nina Dobrev, una delle star della serie televisiva The Vampire Diaries. Ha iniziato a recitare da adolescente e partecipando a diversi film. Tra i suoi lavori più recenti c'è la commedia Sick Girl. Infine auguri ad Anna Tatangelo, che oggi spegne 38 candeline. La cantante ha iniziato la sua carriera a 15 anni, vincendo la sezione giovani del Festival di Sanremo 2002 con il brano Doppiamente Fragili. Da allora ha partecipato altre 5 volte alla Kermesse Canora, ha anche affiancato alla carriera musicale quella televisiva, partecipando a programmi come X Factor, Tale e Quale Show e Io Canto. Nella sua vita privata è stata legata per 15 anni a Gigi D'Alessio, da cui ha avuto un figlio, nato nel 2010, Andrea. Siamo qui per scrivere un pezzo di storia. Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo reinventato il telefono. Così Steve Jobs presenta l'iPhone il 9 gennaio del 2007. La sua intuizione è chiara: realizzare un telefonino con un solo tasto e che si possa controllare soltanto con le dita. La risposta del pubblico non si fa attendere. Nella sola giornata del lancio se ne vendono oltre 500.000. Ma sapete come funziona una stampante 3D? Questo settore offre la possibilità di creare un'ampia gamma di oggetti, semplicemente stampandoli a partire da file digitali. Infatti parte tutto da un computer, dal quale è possibile creare il nostro progetto, quindi il nostro modellino. Il file verrà poi inviato alla stampante, che depositerà uno strato alla volta del materiale da noi scelto, generalmente plastica. Accumulando più strati si darà vita a un oggetto in 3 dimensioni. Buongiorno ai 12. Mercurio è entrato in Capricorno, quindi la comunicazione si fa più razionale, si fa per dire, data la sua quadratura ancora con Nettuno che lo rende un po' confuso, ma sicuramente meno impreparato a cogliere il moto ondivago del pianeta. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Ariete, Mercurio entra in quadratura, entra in Capricorno, segna voi non affine, quindi in questo territorio
vi chiederà di essere un pochino più razionali con le parole. Molto probabilmente nell'analisi delle cose non vi sfuggiranno i dettagli, e se a volte pensate che il partner sia un po' troppo poco diplomatico, cercate di esprimere questo disagio. Toro, finalmente un Mercurio amico, non che sia il pianeta con il quale siete più compatibili, ma sicuramente adesso sarà possibile esprimere un po' di più i vostri dubbi e le vostre incertezze. Chiarirete qualcosa con il partner. La Luna oggi è congiunta anche Urano, quindi niente nervosismi, mi raccomando, il Sole stabilizzerà un po' tutto. Gemelli, giornata molto interessante proprio perché avrete a che fare con la fine dell'opposizione del vostro pianeta preferito, Mercurio appunto, e quindi dismettendo un po' questa distopica opposizione tornerete più in voi stessi, utilizzerete meglio i pensieri e anche se a Mercurio è ancora molto distante in gradi, darete meno retta alle confusioni nettuniane che per adesso genera tramite gli aspetti. Cancro, una luna oggi spettacolare, è uranizzata, quindi assolutamente piena di voglia di fare, di agire e soprattutto con la solidità di una promessa, una buona notizia e un metodo per riuscire a vincere dove volevate. Attenzione però a Mercurio che entra in opposizione e con i dubbi di Nettuno ancora vi fa pensare che c'è qualcosa ancora da pianificare. Leone, avete perso il trigono con Mercurio, un Mercurio però non proprio al meglio perché impossibilitato da Nettuno e da altri pianeti a fare veramente il suo dovere. Sicuramente però vengono meno i pensieri ora che Marte è uscito dai vostri gradi e che Mercurio non fa più operazione, siete praticamente più liberi di guardare a voi stessi in una maniera più serena. Vergine, Mercurio amico finalmente, Mercurio è il vostro pianeta dominante come per i Gemelli e questa sua nuova collocazione nello zodiaco vi aiuterà di nuovo a utilizzare l'arma dialettica, soprattutto perché avete voglia di non fare rimanere nulla in sospeso, poiché la quadratura di Nettuno ancora incombe. Bilancia, giornata oggi che vede Mercurio entrare in quadratura e una luna uranizzata che vi rende un po' nervosi. Probabilmente sentite l'incomunicabilità da parte di qualcuno e anche la confusione in cui questo qualcuno versa, forse un po' di apprensione, un po' di distanza. Troverete il modo di riavvicinare un qualche effetto tramite la dialettica. Scorpione, Mercurio è finalmente amico ed è assolutamente disposto a fare più chiarezza nella vostra comunicazione, a mettere i puntini sulle i e soprattutto a prendere dei meravigliosi accordi che sembrano presagire un periodo molto positivo nel lavoro, ma anche in amore, dove chiarite un po' le posizioni dell'uno e dell'altro. Sagittario, giornata oggi che sgombra il vostro cielo da qualunque ospite. Mercurio, che era l'ultimo pianeta rimasto nei vostri gradi, ha migrato in Capricorno. Adesso avete meno pensieri, siete più liberi di agire e semplicemente riacquistate una dote un po' più positiva e meno cervellotica. Capricorno, Mercurio è nei vostri gradi, quindi l'intelligenza diventa matematica o pratica. Adesso è ora di conti, di pianificazioni e soprattutto è arrivato il momento di eliminare gli ostacoli, poiché la quadratura con Nettuno ancora vi dice che nella pianificazione l'idea c'è, ma ancora dovete cercare la strategia adatta. Acquario, Mercurio sparisce per un po', si immerge nel mondo della vostra emotività. Oggi però è la Luna a dominare per voi, proprio perché congiungendosi al vostro astro Urano vi dà delle idee nuove e anche la voglia di cambiare qualcosa in una maniera repentina e molto ma molto assertiva, come solo voi sapete fare. Pesci, giornata oggi che prevede una luna molto amica e un Mercurio che finalmente fa pace con voi, ma non ancora con la vostra anima, proprio perché Nettuno è in quadratura ancora con Mercurio, per cui ancora dovete rimuovere, elaborare o capire qualcosa che vi è stato detto che vi ha un po' turbato. Il 9 gennaio del 1928 nasceva il padre dei cantautori italiani, Domenico Modugno.
Nel 1958 vinse il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, un inno dell'italianità nel mondo, e trionfò sullo stesso palco altre 3 volte. Entrato in politica si impegnò per la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, in cui i malati vivevano in condizioni disumane. Nel 94, a 66 anni, morì a causa di un infarto nella sua casa di Lampedusa. Oggi vi svelo il significato di una parola che usiamo quando applaudiamo qualcuno: ovazione. Questa parola ha un'origine antica e interessante che risale all'epoca romana. Un'ovazione era un onore militare che si concedeva ai generali che avevano vinto una battaglia. Camminavano a piedi con una corona di mirto in testa e sacrificavano una pecora. La pecora in latino si diceva ovis e da questa parola derivò il termine ovazione. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il rabbino Moshe Shoushani, soprannominato l'ebreo errante. Parlava perfettamente 70 lingue diverse, sapeva a memoria la Bibbia e il Corano e la sua sterminata cultura gli permetteva di discutere con grande competenza in qualsiasi materia. Per il resto, la sua nascita e la sua vita sono avvolte nel mistero. Ci salutiamo con la frase del giorno. Steve Jobs dice: l'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Quindi, come ci consiglia Steve Jobs, continuate a sperimentare e a cercare qualcosa che possa davvero appassionarvi. Nel frattempo, vi ricordo del nostro appuntamento di domani, sempre con l'Almanacco, sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.